E ora andiamo a Rovigo, a Palazzo Roverella. La mostra è un salto indietro nella Parigi di fine Ottocento. L'affiche, i manifesti che hanno reso Henri Toulouse-Lautrec celebre, ma non solo. A Palazzo Roverella un viaggio immersivo nella Parigi di fine Ottocento, quella Belle Époque che ha plasmato l'artista francese, scomparso ad appena 37 anni, segnato da una grave malattia genetica, travolto dall'alcolismo e dalle passioni. 200 opere provenienti dai principali musei europei e americani, come da Memphis, per riscoprire Lautrec anche come pittore con dipinti e pastelli, mettendolo a confronto con realisti, impressionisti, simbolisti. Non c'è solo lui, ci sono i grandi artisti con cui ha condiviso esperienze di vita e quelli che lo hanno ispirato. Abbiamo in mostra un'opera di Picasso che aveva subito evidentemente il fascino del segno e del colore di Lautrec, ma soprattutto anche in area italiana con certe esperienze, immagino e penso ad Aroldo Bonzagni. A fianco al curatore Parisi una riconferma del Roverella, uno dei massimi esperti del simbolismo internazionale, Jean de Villafont. Tra le sale del Palazzo Rodegino anche una sezione inedita dedicata al movimento Les Arts Incohérents, anticipatore del dadaismo, con opere che si pensavano disperse da oltre un secolo, ritrovate solo nel 2018 nella cantina di un discendente degli artisti, esposte per la prima volta a Rovigo. Il Roverella è entrato nel circuito italiano delle grandi mostre dal 2006, oltre 900.000 visitatori. Ormai è entrato stabilmente la mostra di Palazzo Roverella nel novero delle grandi mostre italiane. Ricordo in particolare le ultime due mostre, Kandinsky e Renoir, che hanno avuto grande successo di critica e di pubblico.